Una morte improvvisa, avvolta per ora nel mistero. Filippo Simeonato, 18 anni, è stato trovato privo di vita dalla mamma rientrata a casa nel pomeriggio. Era disteso a terra nella sua camera con segni evidenti di un'intossicazione. Accanto c'erano alcune bottiglie di birra e farmaci che il giovane prendeva abitualmente. Il diciottenne, infatti, con qualche problema di fragilità da tempo, era in cura con una terapia. La chiamata dei familiari al 118, ma all'arrivo gli operatori del SUEM non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata poi trasportata all'obitorio dell'ospedale Cafoncello di Treviso. La procura ha aperto un fascicolo senza indagati per morte come conseguenza di altro reato. Questo per poter disporre l'esame autoptico che verrà eseguito nei prossimi giorni. Saranno effettuati anche tutti gli accertamenti tossicologici per cercare di dare delle risposte ad una morte per il momento inspiegabile. Gli inquirenti sospettano che il decesso possa essere dovuto ad un'intossicazione di farmaci, alcol ed altre sostanze, un mix fatale. Attualmente pare invece esclusa l'ipotesi di un gesto estremo. Le indagini dei carabinieri che stanno ricostruendo le ultime ore del ragazzo, appena maggiorenne. È stato sequestrato anche il cellulare per verificare con chi avesse avuto contatti, ma soprattutto capire chi avesse incontrato poco prima di tornare a casa. La morte di Filippo ha lasciato la comunità di Conscio sotto shock. Ci stringiamo attorno alla famiglia del giovane, a tutti loro esprimo la nostra vicinanza, dichiara il sindaco di Casale sul Sile Stefania Golisciani. La perdita improvvisa di un ragazzo così giovane rappresenta un dolore immenso per tutti noi. L'intera comunità è sconvolta, siamo senza parole. L'amministrazione comunale è vicina alla famiglia e si mette a disposizione per dar loro un sostegno nell'affrontare questo difficile momento.